Si avvicini. Sì, io risiedo in Gorizia dal 1998, in realtà come mi hanno accusata prima sono una falsa goriziana perché sono di origine veneta. Quindi la mia storia inizia nel 2004 quando ho cominciato ad aprire la mia attività, una piccola agenzia di marketing, consulenze linguistiche, però la cosa non ha funzionato e per motivi personali ho dovuto ritornare in Veneto. Qui a quanto pare il terreno non era fertile. Fortunatamente nel 2009 sono riuscita a tornare in Gorizia, dove già avevo una casa, ho potuto realizzare il mio sogno e attualmente sono dirigente della LG Scuola di Lingua, Marketing e Comunicazione e grazie alla lungimiranza del governatore Tondo che crede in maniera concreta nei giovani imprenditori e anche, devo aggiungere, anche nei grandi imprenditori che avendo investito nella zona di Gorizia hanno dato l'opportunità a mio marito di avere un lavoro a tempo indeterminato. Per tale motivo questa sera ho qui la mia famiglia che sostiene ovviamente il governatore Tondo e mia figlia ora si può permettere le migliori scuole del Friuli Venezia Giulia. Quindi in qualità di figlia adottiva di Gorizia e del Friuli Venezia Giulia faccio parte anche di un gruppo che si chiama Friuli Giuliani Liberi e Forti che sosterrà il governatore Renzo Tondo alle amministrative. Grazie per la vostra attenzione. Passo la parola a Monica. Grazie, ringraziamo Lisa Garbellini per la sua testimonianza.